Marco, dopo A Torbella Monaca non piove mai, torni con un nuovo film che mi ha sorpreso molto perché sembra diretto da un'altra persona. Brava, era quello che brava. Ti sei risposta da sola. Brava. E io volevo sapere proprio visivamente come l'avevi costruito, perché credo che sia molto influenzato nei colori anche dal luogo in cui tu ambienti questo film, no? Tra la città ma anche un bosco, che ci sono questi toni del grigio, del marrone che tornano prepotenti. Volevo sapere come era nato visivamente questo film. Cioè, con quale sostanza? Beh, guarda, cercando di essere fedeli alle emozioni che si volevano dare, insomma, è chiaro che, sai, oltre ai colori, le atmosfere, insomma, ci sono delle tonalità che partono subito cercando di scandire delle emozioni in qualche modo, no? Che vanno verso il torvo, che vanno verso il nero, che vanno verso l'ambiguità, e queste sono dettate da una prima conta che viene fatta dalla voce di una bambina totalmente distorta, che in qualche modo ha la stessa tonalità dei colori che poi si vedono all'interno del film, perché mi piaceva stare su dei colori totalmente freddi, lividi, ma scuri e neri, come la storia, come le anime dei protagonisti, viziate da un percorso purtroppo stabilito non da loro, insomma. E quindi era alla base cercare di raccontare, cercare di trovare una maniera, un modo che si distaccasse totalmente da quello che invece era Torbella, che era un contesto estremamente più periferico. Sai, in più ho cercato di raccontare un contesto che conosco molto bene visivamente, perché vivo in Umbria, vivo accanto ai boschi, e quindi insomma quei colori, quei toni, magari con un'atmosfera più positiva e leggera, insomma, li conosco. La caccia è un film che parla d'amore, sono 4 fratelli che però vivono un amore soffocato. Come si mette in scena un sentimento del genere in questo modo qui? Come vi è stato d'aiuto Marco nella direzione sul set? Questa che ha detto è una cosa bellissima, che è un film d'amore. Sono bellissimi, una storia d'amore. Vai, signor Paolo, Pietro. Il maggiore. Il maggiore. L'amore nelle sue varianti, appunto la variante quella soffocante, come hai detto anche tu, quella frustrata, quella impossibilitata, quindi sai, non è difficile per degli attori esprimere la frustrazione, perché è un sentimento che li accompagna quotidianamente, quindi bisogna avere, come dire, l'accortezza o la consapevolezza di riuscire a traslare in altri contesti immaginativi un sentimento concreto che hai. Adesso, a parte gli scherzi, perché la frustrazione comunque la provano un po' tutta la popolazione mondiale, e stare dove non si vuole stare a disagio dove non si è voluto mai stare, ma si sta perché, tante volte, no? Anche con delle persone, stai con delle persone e dici certo le ho cercate, le ho volute, ma non sto bene con queste persone. E questo può essere nei confronti di una concessionaria, nei confronti di una mostra d'arte, nei confronti di una situazione familiare con un lavoro veramente squallido. E quindi come si costruisce questo? Evocando questa cosa. E poi è stato molto, virgolette, facile quando hai una persona come Marco che ha tutto chiaro, in maniera anche abbastanza inquietante a un certo punto, che aveva già il film in testa, e percependo questa cosa tu hai una specie di grandissima appoggio dove puoi liberare la tua creatività in realtà. Cioè è paradossale il fatto che, avendo tutto chiaro, dici oddio adesso sono ingabbiato, invece non è vero, perché è un grandissimo sedile, divano, chiamalo come vuoi, in cui poi tu puoi esprimere il meglio di te, perché lui aveva già un'idea precisissima ogni giorno di quello che voleva fare. Tra l'altro, Pietro, il tuo personaggio in realtà, insieme a quello di Laura Chiatti, è l'unico che un po' questo amore cerca di mostrarlo e dimostrarlo, però poi alla fine vince qualcos'altro. Guarda, personalmente la cosa che mi interessava moltissimo, e che si vede poi quando si incontrano la prima volta, è che c'è un rapporto privilegiato tra questi due fratelli.
e da attore in realtà il mio personaggio è l'unico che apparentemente all'inizio è quello che è meno già impigliato in un'esistenza faticosissima, piena di inciampi, è quello che ce l'avrebbe fatta. In realtà poi, vivendo anche lui una storia sentimentale molto, come dire, discutibile e non di un amore veramente caldo, e la cosa che piaceva molto a me da attore era che questo si rompeva. Si sfasciava perché viene a scoprire una cosa che non è quasi sopportabile. A me piaceva moltissimo quando ci siamo ritrovati in questa casa lì a Rieti, non calda, che erano dei personaggi che non avevano tanta voglia di stare in scena, e questo determinava un modo di stare, una percezione del corpo, un modo di fonare, come avrebbe detto il mio babbo, che era veramente molto interessante. E tu hai detto all'inizio una cosa secondo me fondamentale, cioè da Torbella Monaca a questo film qua è come se fossero passati 72 anni, è un'altra persona completamente da un punto di vista formale, ed è abbastanza straordinario da attore. In più Marco è un regista completamente pazzo e un attore, cioè è una persona che sa cosa significa stare davanti alla macchina della presa e sa come portartici, e lo fa sempre spiazzandoti. Io mi sono ritrovato in delle situazioni in cui non mi sono mai trovato in tutta la mia vita. Cioè un giorno, a un certo punto, tra un ciak e l'altro mi si avvicinava un macchinista che mi misurava, senza dirmi niente, un braccio, una caviglia, una gamba. Io dicevo: scusami, perdonami, cos'è? No, lascia stare, perché Marco ci ha avuto un'idea di costruire una specie di catafalco. Da catafalco? Sì, non ti preoccupare. Per cui era stop, aspetta, e io il giorno dopo mi sono ritrovato a un certo punto in una specie di tac, cioè una specie di catafalco montato su un binario, perché Marco si era inventato che io nel momento del dolore volavo, perché dici: no vabbè, non ci credo, però te lo fai fare volentieri perché hai paura di Marco. Grazie mille, grazie infinite, grazie mille. Grazie.